E allora rieccoci in diretta con la prima edizione. Nelle scorse 2 ore vi abbiamo raccontato l'inizio della seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, con la presenza, ecco l'elemento catalizzatore di oggi, la presenza di Filippo Turetta in aula, che sta rispondendo alle domande del pubblico ministero, quelle frasi, la ricostruzione anche di quanto accaduto e in qualche modo una sorta di ammissione della premeditazione. Ho pensato quel giorno parlando della lista di oggetti, ho pensato di rapirla e poi di farle del male, di rapirla, portarla con me e poi anche di ucciderla, di toglierle la vita. Continueremo più tardi a occuparci del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Lo abbiamo ampiamente raccontato tra le 10 e le 12 nella nostra edizione straordinaria, anche con l'avvocato Alessandra Nava e con i nostri inviati Ilaria Marchiori e Christian Arboit sul posto, ma ci sono anche tante altre notizie da raccontarvi. Ve lo dicevo prima di salutarvi per la prima pausa pubblicitaria tra l'edizione straordinaria e la prima edizione, che c'è un gravissimo fatto di cronaca e fra poco ci collegheremo in diretta con Lucio Zanato da Castelfranco, un ragazzo di appena 15 anni che è morto nello schianto tra il suo scooter e un'auto mentre stava andando a scuola. Ma proprio oggi di un altro femminicidio si parlava in tribunale a Treviso, con l'apertura del processo invece per l'omicidio di Margherita Ceschin, lo ricorderete, l'anziana uccisa a Conegliano. Allora, la nostra Daniela Sizzia si è occupata questa mattina in tribunale dell'inizio del processo. C'è stato subito un rinvio al prossimo 23 di novembre. Sentiamo allora cosa ha raccolto Daniela Sizzia. Ci troviamo al Tribunale di Treviso, dove è terminata l'udienza per l'omicidio di Margherita Ceschin, la donna trovata morta il 24 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano. L'udienza è stata rinviata. Presenti in aula Guzman e Sergio Lorenzo. Qui li vedete a fianco a me l'avvocato Fabio Crea e l'avvocato Mauro Serpico. Buongiorno intanto. Udienza che è stata rinviata perché, avvocato? Perché in un procedimento o nel procedimento parallelo sono indagati 2 altre persone, uno considerato l'esecutore materiale, che è stato arrestato in Spagna nei mesi successivi rispetto alla prima ordinanza di custodia cautelare, e un'altra indagata i cui indizi di responsabilità sarebbero emersi nel corso del procedimento a carico di Lorenzon, Guzman e Sergio Lorenzo attraverso l'acquisizione di chat telefoniche. Per questi 2 indagati il procedimento, anche per la fase cautelare, ha proceduto in maniera parallela, e quindi per consentire la riunione dei 2 processi è stato rinviato anche questo processo alla data del 23 giugno, per consentire, anche per economie processuali, per una contestualità probatoria, di poter discutere tutti e 2 i procedimenti a carico di tutti quelli che attualmente sono imputati e altri nell'eventualità in cui dovessero essere rinviati a giudizio in un unico contesto processuale. Si è parlato anche di una possibilità di abbreviato. Sì, in realtà avevamo formulato come difesa di Sergio Lorenzo già in udienza preliminare una richiesta di giudizio abbreviato che, a seguito delle ultime riforme, è stata ovviamente dichiarata inammissibile, in quanto il reato è punito con la pena dell'ergastolo, e la richiesta chiaramente è stata reiterata in sede di udienza dibattimentale, perché laddove dovesse essere esclusa all'esito dell'istruttoria l'aggravante della premeditazione, i giudici potrebbero applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno ovviamente le intercettazioni telefoniche, sulle quali è stato anticipato l'udienza era pubblica, quindi non abbiamo nascosto, perché è stato richiesto anche dal Presidente della Corte d'Assise se ci saranno questioni. Questioni ce ne sono, alcune erano già state trattate nella fase cautelare, quindi nel momento dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, poi superate comunque dalla Cassazione, altre sono successive e quindi saranno da noi eccepite nel corso dell'udienza del 23 gennaio. Vi siete fatti un'idea dopo aver sentito, visto, letto le intercettazioni?
Ma un'idea chiaramente ce la siamo fatta e le intercettazioni hanno sicuramente un profilo importante nell'ambito di questa indagine. Quello che noi abbiamo lamentato sia nella fase delle indagini e quello che andremo a lamentare all'udienza del 23 è la regolarità dell'esecuzione di queste intercettazioni e dell'utilizzazione anche di ulteriore materiale captativo. Lorenzon oggi non era presente in aula ovviamente per motivi di salute, però ha parlato con lui poco prima di questa udienza? Non dico che parliamo giornalmente, però parliamo molto spesso, anche perché c'è da parte sua anche l'esigenza di essere coinvolto comunque in un processo che lo vedrà difficilmente presente proprio per le condizioni di salute. Fiducioso sicuramente nello svolgimento del processo, al momento fortunatamente sotto controllo in una casa di riposo con un personale sanitario che si dedica a lui in maniera proficua e importante. Cosa vi aspettate dalla prossima udienza? Ma la prossima udienza sarà un'udienza estremamente tecnica, verranno fatte le richieste istruttorie e sollevate le eccezioni da parte delle difese. Noi sicuramente abbiamo già preannunciato che ne abbiamo, saranno anche delle eccezioni importanti, significative, e vediamo cosa deciderà la Corte. Dal Tribunale è tutto. Così dunque per l'omicidio di Margherita Ceschin, il femminicidio di Conegliano. Allora siamo in grado di collegarci a Castelfranco invece con Lucio Zanatto, lo dicevamo in apertura e anche prima al termine dell'edizione straordinaria, uno scontro tra l'auto e lo scooter e il quindicenne che muore mentre va a scuola. Lucio. Buongiorno Nicola, se si può definire un buongiorno qui a Castelfranco, quando muore un quindicenne non può essere un buongiorno. Mi trovo lungo via Sile, la strada che da Treviso la strada storica che da Treviso porta a Castelfranco. Siamo nell'area di Salvarosa, a confine con Salvatronda, dove abitava Kevin Gentilin, 15 anni. Questa mattina, come ogni giorno da quando era iniziata la scuola, stava percorrendo questa strada per andare all'istituto agrario Sartor, che sta nella parte nord-ovest della città, con in sella la propria Vespa 50 azzurra. Qui alle 7:30 c'era una lunga coda perché più avanti c'è il passaggio a livello e quindi qui le macchine si accumulano tra le 7:30 e le 8 e quindi probabilmente Kevin ha deciso di superare queste auto per avvicinarsi il più possibile verso la sua meta, solo che da questa parte a un certo punto lo si vede chiaramente più avanti, ha impattato con un'auto che svoltava verso questa laterale e qui ha terminato la propria vita. Questa è la storia sostanzialmente dell'ennesimo incidente mortale accaduto nella Marca, una storia accaduta proprio, dicevo, intorno alle 7:30 di questa mattina. Inutili i soccorsi, il giovane comunque tutto intorno, la gente si è prodigata, l'angoscia del conducente che si è visto arrivare questa Vespa 50 e non ha potuto fare niente per evitare l'impatto, ripeto, l'impatto proprio in centro strada. Abbiamo parlato qualche minuto fa con lo zio di Kevin e l'ha definito un bambino, ancora un bambino, un ragazzo buono, lavoratore, pensate che alternava, diciamo così, lo studio al Sartor di Castelfranco al sostegno alla famiglia. La famiglia Gentilini è molto conosciuta qui a Salvatronda perché è impresa di costruzione che lavora in diversi cantieri a Castelfranco e appunto lo zio ricordava come nel tempo libero desse comunque una mano alla famiglia e poi girasse con il nonno, perché l'altra grande passione di Kevin era il ballo, oltre naturalmente che la Vespa. Frequentava il Sartor di Castelfranco, quindi l'agrario, perché aveva fatto già il primo anno di edilizia, però conoscendo tutto, essendo figlio d'arte, aveva deciso di cambiare specialità per sapere qualcosa di più. Questa è la breve storia di un ragazzo di 15 anni che ha terminato la propria vita qui questa mattina alle 7:30 per probabilmente una disattenzione, per un fatto della vita, per una fatalità, per un destino che si è compiuto qui. Però sentiamo la testimonianza che ho raccolto pochi minuti fa invece con il barista con il titolare del bar che è a poca distanza, che è stato tra i primi ad avvicinarsi e a cercare di prestare soccorso al giovane, poi lì nello studio.
Io purtroppo ho visto solo il corpo di questo ragazzino in mezzo alla strada, non ho visto in diretta l'incidente, però è stata una cosa drammatica nel vedere un bambino, perché a 15 anni sei ancora un bambino, morto in mezzo alla strada. È stata una cosa pesante perché non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Purtroppo oggi è capitato. Kevin lo conosceva? Conoscevo benissimo la famiglia, il nonno, il papà, li conoscevo, famiglia storica qua del paese, è stata un po' una cosa dura. Senta, qui si formano molte code col passaggio a livello. Qui si formano molte code, specialmente al mattino alle 7:30, perché è l'ora che la gente va a lavorare, ma purtroppo io l'ho segnalato parecchie volte che qui corrono troppo forte. Qui probabilmente ci sarà stata una coda a quell'ora lì. Sì, sicuramente c'era la coda come tutte le mattine e probabilmente non so se il ragazzino volesse passare la coda con lo scooter, perché d'altra parte è normale passare la coda. Sfortunatamente ha avuto l'auto che andava dentro la fabbrica che ha svoltato in quel momento e lui si è schiantato e lì è morto. Fra poco ci ricollegheremo con Christian Arboit dal Palazzo di Giustizia, dal Tribunale di Venezia, per tornare a parlare del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, che è stato oggetto della nostra edizione straordinaria fino ad ora. Ma torniamo a parlare di baby vandali come quelli che hanno, pensate, sradicato e gettato a Roncade, quindi siamo ancora nella Marca trevigiana, gettato nel fiume Musestre un paracarro di cemento. Venerdì notte dei ragazzi verso le 4:38, per la precisione, hanno preso un paracarro che serviva per evitare che le automobili percorrano la via pedonale lungo il fiume Musestre, nel parco del Musestre in centro a Roncade. Hanno preso questo paracarro e l'hanno gettato all'interno del fiume. 4:30 di notte, un gruppetto di 5-6 ragazzi, tutti probabilmente di età tra i 17 e i 18 anni, solleva un paracarro di cemento e lo getta nel Musestre. Il fatto è accaduto a Roncade. A segnalarlo i titolari di un bar poco distante, che l'indomani si sono visti sprovvisti del sistema di sicurezza che delimita il loro plateatico. Perentorio il sindaco Donadel. Gesto che è inqualificabile, difatti per questo sono molto rammaricato, che si aggiunge ad altri atti vandalici che si sono susseguiti nell'ultimo periodo nel parco del Musestre, dove c'è stata la rottura di un gioco per bambini e la rottura anche di parte della staccionata che delimita la passeggiata lungo il fiume, e pertanto ora la tolleranza è zero. Molto probabilmente i ragazzi non sapevano di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e pertanto l'invito a presentarsi spontaneamente al comando di polizia per spiegare il perché del loro gesto. Al vaglio dei vigili anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso alcuni degli atti di vandalismo messi a segno nel parco, per capire se si possa trattare dello stesso gruppo. È un danno all'ambiente, oltre che a un danno al patrimonio pubblico, a un pericolo per la cittadinanza e a un danno anche economico, perché adesso per andare a recuperare quel paracarro bisogna spendere dei soldi pubblici, ok? Per colpa di chi? Per giustificare un atto inqualificabile da parte di alcuni ragazzi. Abbiamo tanti esempi positivi e tante azioni noi le stiamo facendo per i nostri giovani. Chi non vuole capire sa che deve pagare le conseguenze dei propri gesti. E furono dei ragazzini, dei minorenni a lanciare 1 anno e mezzo fa sulla cavalcavia della Pedemontana in zona Montebelluna un sasso che rischiò davvero di trasformare quello che è stato un dramma in una tragedia, perché il sasso colpì l'auto di una famiglia di turisti toscani che stava appunto viaggiando in quella direzione. Solo per un miracolo la famiglia si salvò. È passato 1 anno e mezzo, fra poco si aprirà il processo nei confronti dei 3 minorenni. Abbiamo risentito le parole, abbiamo risentito il capofamiglia di quella famiglia che ha rischiato davvero tanto, e c'è molta amarezza nelle sue parole. Sentite. Non si è mai sentito nessuno, a parte uno dei ragazzi che ha scritto una lettera con raccomandata con ricevuta di ritorno, dove diceva
pratica che non era stato lui. Una lettera inviata 8 mesi dopo il fatto, nessuna scusa, solo la testimonianza della sua innocenza. È passato ormai 1 anno e mezzo da quando l'auto di Alessandro Francardi, che con la moglie e il figlio, allora 12enne, è stata colpita con un grande sasso lanciato da un cavalcavia della Pedemontana da 3 ragazzi tra i 15 e i 16 anni. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito in quella domenica 12 febbraio 2023. Di passaggio per Montebelluna per una piccola vacanza a trovare la cognata che abita nel Trevigiano e l'occasione per qualche scampagnata. Vacanza prolungata a causa dei danni materiali e morali subiti. Nessuno si è offerto di pagare le spese che abbiamo sostenuto, non perché senza quelle abbiamo dei problemi, però insomma abbiamo avuto anche dei danni che nessuno ha mai pagato, c'è anche questa di cosa, oltre al fatto che ho rischiato la vita. Ma non è per quello, è solo il gesto, che sarebbe bastato un gesto di cortesia. Intanto alla famiglia Toscana è arrivata la nota del Tribunale dei minori, fissata al 31 ottobre l'udienza preliminare. Dopo tanto silenzio, ma solo silenzio, adesso è arrivata una comunicazione dal Tribunale dei minori che inizia il processo. Titolare di una locanda a Pitigliano, provincia di Grosseto, la famiglia Francardi, a pochi giorni dall'inizio del processo, di cui per ora non si è schierata a parte in causa, non smette di ricordare il fatto, sentendosi miracolata. A noi è andata molto bene perché il sasso ha colpito il parabrezza in un punto che non si è sfondato, ma bastava 20 cm sopra, sarebbe entrato dentro, avrebbe preso o mia moglie o mio figlio che era sul sedile posteriore, quindi ci poteva scappare il morto, poteva andare fuori strada se prendeva a me. Il pensiero di Alessandro Francardi, nonostante tutto, va ai ragazzi e alle loro famiglie. Io ho un ragazzo che adesso ha 15 anni, quindi è quasi l'età di quei ragazzi, e mettermi al posto delle famiglie di quei ragazzi, insomma, mi stringe un po' il cuore, mi fa male, a me e a mia moglie. Insomma, capiamo loro in che brutta situazione sono tuttora, però loro devono capire cosa abbiamo rischiato noi. Questo forse l'hanno capito poco, perché finché non ci scappa il morto o il ferito grave non capiscono cosa abbiamo rischiato per quel gesto che forse qualcuno dice banale, invece è gravissimo. E adesso vediamo che succede. Allora torniamo da Christian Arboit davanti al Tribunale di Venezia. Christian. Sì Nicola, parto proprio dalle dichiarazioni appena rese da Filippo Turetta in aula. Alla domanda dell'avvocato di Elena Cecchettin perché ha ucciso Giulia, Turetta si commuove, piangendo dice: in quel momento volevo tornare insieme a lei, di questo soffrivo molto e provavo risentimento verso di lei, ovviamente sbagliando ma avevo rabbia. Queste le parole di Turetta. Stavo male, avevo pensieri del tipo: soffro io, devi soffrire anche tu. Queste le parole appena pronunciate che hanno un determinato peso da parte di Filippo Turetta. Adesso siamo in grado di mostrarvi Filippo Turetta, siamo in grado di riavvolgere il nastro di questa prima parte di mattinata, un interrogatorio che per il momento è durato 2 ore e mezza, ma andrà avanti probabilmente nel primo pomeriggio e forse anche nella giornata di lunedì. Così aveva calendarizzato la Corte d'Assise il 23 settembre scorso, quando il processo si è radicato qui in Corte d'Assise a Venezia. Ma appunto non perderei ulteriore tempo, partiamo proprio dalle parole di Turetta e partiamo da quella lista che era stata scritta di pugno da Filippo il 7 novembre scorso, quindi 4 giorni prima il delitto di Giulia. Partiamo da qui. Io ho visto che nel memoriale lei si attribuisce sostanzialmente la paternità della lista, quella scritta il 7, che è stata rinvenuta sul suo cellulare. Questo è corretto? Lo possiamo dare come dato assodato? Sì, certo. Ecco, ci chiarisce una volta per tutte, in modo veramente semplice, senza tanti giri di parole, qual è il proposito che la muove quando scrive quell'elenco? Io mi attribuisco, l'ho scritto io
quella sera del martedì 7 novembre. In quel momento ho iniziato a fare vari pensieri come appunto come ho scritto sì, avevo tanti pensieri sbagliati per la testa, tante idee che mi venivano. Sì, va bene tutto, poi... però senta, la domanda è molto semplice. Qual è il proposito quando scrive quella lettera? Perché la scrive e qual è l'obiettivo? Molto semplice. Sì. Non ci giri tanto intorno, per cortesia. No, sì, l'ho scritta perché avevo pensato di rapire lei e poi successivamente dopo qualche tempo sì. Toglierle la vita e poi a me insomma avevo pensato sì di farle sì. Rapire e toglierle la vita, questo era il proposito quando la scrive? Beh, sì. È un sì che pesa anche processualmente, quello pronunciato da Filippo Turetta, che dice ho pensato di rapirla e di toglierle la vita. Siamo quindi al 7 novembre del 2023. Il rapporto tra Filippo e Giulia era già compromesso ed era appunto ormai farcito di un'oppressione quotidiana. Quindi il 7 di novembre del 2023 Filippo scrive una lista quasi dell'orrore e appunto con questo obiettivo, con questo intendimento: rapirla, sequestrarla e successivamente, in un momento successivo, uccidere Giulia. Però Filippo ha detto tanto altro questa mattina. Chi c'è all'interno dell'aula, in particolare la collega Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, mi riferisce di un Filippo Turetta che tiene lo sguardo basso, che sta facendo di tutto per non incrociare gli occhi, lo sguardo di Gino Cecchettin, che sta assistendo chiaramente al processo, nonostante l'altra volta nel corso della prima udienza avesse detto forse non ce la farò a venire ancora, però appunto oggi è il giorno della verità di Filippo Turetta ed è il primo giorno dopo 11 mesi che Gino Cecchettin si trova davanti il killer della figlia, il killer di Giulia Cecchettin. C'è stata una pausa tecnica poco prima di mezzogiorno. Filippo è ritornato in aula, ti ho riferito prima di queste lacrime, di questo momento di commozione. È il primo dopo una mattinata particolarmente confusa, con un eloquio anche non fluidissimo. Ecco,
Diciamo che ci sono diversi passaggi che meritano di essere raccontati. C'è anche questo, si entra un po' nel dettaglio del piano criminoso. Tra l'altro, ecco, vi ricordo un'altra cosa, che in queste ore sarà depositato anche un memoriale scritto da Filippo Turetta, un memoriale di 40 pagine, dove ha in qualche modo messo nero su bianco la sua verità, però è l'interrogatorio, il momento cardine di questo processo per quanto lampo. Quindi ti restituisco la linea con Simone Merlo, Nicola, facendoti sentire un altro stralcio di questo interrogatorio che si concentra proprio sull'elemento della premeditazione. Per sequestrare e uccidere poi Giulia c'era un piano. Difficile da ammettere, però sì, quella sera quando ho scritto quella lista facendo questi pensieri, appunto, ho ipotizzato questo piano, questa cosa di poter fare questa cosa, in un eventuale futuro momento di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male e sì, togliere la vita. Senta, quando lei dice che il suo proposito, quello che ha appena detto, era di fare queste azioni in un momento futuro ed eventuale, che cosa intende? Non so, in quel momento, come dicevo, avevamo ci eravamo appena salutati da poco litigando, io ero arrabbiato, facevo tanti pensieri e provavo risentimento pensando al fatto che avessimo appena litigato, che fosse un bruttissimo periodo e io volessi tornare insieme, e così, non so, in quel momento in un certo senso mi faceva piacere, non so, scrivere questa lista per sfogarmi, ipotizzare questa cosa, perché mi tranquillizzava in un certo senso, non so come dire, cioè nel senso pensare comunque che potesse, che le cose potessero cambiare. Allora andiamo in diretta, sentiamo cosa sta dicendo in questo momento Filippo Turetta. Mentre eravamo in macchina avesse potuto usare un cellulare, cioè non... Si ricorda, altrimenti dica, no? No, non mi ricordo. Non la ricordo. Bene, andiamo avanti. Senta, invece le chiedo questo: perché quella sera vi siete spostati su Piazza Moro e non avete stazionato invece, come era solito fare, vicino casa? Sì, perché appunto stavamo tornando in prossimità su mia proposta. Avevo detto, siccome non era ancora tardi, se
se le andava bene stare ancora un po' insieme in macchina a chiacchierare, trascorrere tempo insieme, e allora fermarci lì, non davanti a casa sua, ma a una decina di metri di distanza, e stare ancora un altro pochetto di tempo in compagnia prima di salutarci, e lei comunque sì, ha detto sì, va bene, così, e poi siamo fermati lì, ecco. Vabbè. Sì, non... Senta, signor Turetta, lei ha impiegato per arrivare a Fossò quella sera circa 22 minuti, dopo che ha ricaricato Giulia in macchina a Piazza Moro, è partito, perché lei arriva a Fossò intorno alle 23:40. Ha impiegato 22 minuti, di solito bastano 5 o 6, 7, 10. Come mai ci ha impiegato tutto questo tempo? Aveva la portiera bloccata? Perché lei nella lista parla anche di portiera bloccata, poi se vuole ci dice anche perché aveva scritto questo. Allora... cioè se... Io non ho capito la domanda, scusate, non ho capito la relazione tra il tempo e le portiere bloccate. Vorrei che rispondesse in modo chiaro. Sì, allora non so, non so come collegare i due discorsi, nel senso che... No, scusi, forse mi sono espresso male e forse non ho formulato bene la domanda. Io dicevo, come mai ci ha impiegato tutto questo tempo? Una. Poi ne ho fatto un'altra, forse ho sbagliato, la posso fare anche intanto dopo. Risponda a questa domanda. Ho parlato anche della blocchiera. Non so, se è così. Sì, no, e allora... Da Vigonovo a Fossò. La sera, Non so, perché ci devo aver messo più tempo del previsto, magari penso comunque stessi andando molto lentamente, e quindi questo, cioè, non... Ma lei ha usato il coltello durante il percorso? Sì, come ho detto prima, nei pressi sì, quando siamo stati nella zona industriale di Vigonovo, mentre eravamo in macchina, devo averla colpita, a un certo momento, e quindi sì, come dicevo prima non ricordo come, dove, però sono sicuro di averla colpita, e anche farla coscia forse, però sì, c'è stato un momento in cui lei aveva provato, non so, uscire, io non so, mi ero girato di scatto per fermarla, l'avevo colpita, una cosa di questo tipo, ecco, sì, non so cosa. Andiamo avanti.
Torniamo un attimo in studio, continuando il racconto di Filippo Turetta, anche incalzato dall'avvocato Nicodemo Gentile. Avete sentito attimi tremendi, anche momenti di interruzione nel racconto di Filippo Turetta, nel ripercorrere l'orrore di quei momenti, l'orrore da lui causato contro la povera Giulia Cecchettin. Un attimo di pubblicità, poi andremo a Padova per parlare di sanità, poi torneremo in diretta sul processo. Rieccoci in diretta alla prima edizione. Allora, prima di tornare al processo Cecchettin, andiamo a Padova. Si è parlato tanto di sanità in questi giorni, in queste ore c'è uno sciopero di medici, infermieri, professioni sanitarie contro la manovra e non solo. A Padova il Partito Democratico regionale fa il punto sulla situazione con, gioco di parole scusatelo, 5 punti per la sanità del Veneto, al centro c'è l'ambiente. Francesco Ratai, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, devo correggerti, sono 5 punti non per la sanità ma per l'ambiente, perché il tema è Curiamo il Veneto, il nome di questa iniziativa proposta dal Partito Democratico. 5 punti perché il cambiamento climatico è evidente, è in qualche modo inarrestabile, vero Presidente? Bisogna prepararsi, bisogna mettersi al riparo. Ecco perché siamo qua con il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, che ringrazio. Segretario, 5 punti per curare questo Veneto malato. Sì, un piano concreto per proteggere il nostro territorio e per rendere il Veneto più sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale. E non c'è dubbio che la nostra regione sia colpita dalla crisi climatica e ne possiamo vedere con mano gli effetti anche per le recenti alluvioni, per gli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il nostro territorio, le abitazioni e le imprese. E quindi non è possibile far finta di niente e non è nemmeno possibile muoversi solo in una logica di emergenza, bisogna curare, è per questo che abbiamo chiamato questa campagna Curiamo il Veneto, bisogna prevenire, questa è la sfida principale e per questo abbiamo proposto un piano in 5 punti che potete vedere, che prevede che bisogna andare ad uno stop del consumo del suolo, che le cinture urbane vadano rigenerate, ci vuole un piano per l'acqua e per gli invasi, ci vuole una protezione dei nostri fiumi e i bacini di laminazione e naturalmente anche una rigenerazione urbana delle nostre città. Insomma, una cosa seria, parlando di cose concrete che riguardano la terra dei nostri cittadini e il futuro che dobbiamo dare alla nostra regione. Ecco, 5 punti, molto chiaro il segretario del PD Andrea Martella che ci ha fatto compagnia. Io ti restituisco la linea. Grazie a Francesco Ratai. Allora, chiedo scusa, avevo confuso, è una giornata un po' particolare con l'edizione straordinaria, parlavamo di ambiente, peraltro fra poco meno di 20 minuti con Andrea Ferrazzi torneremo a parlare di ambiente perché parleremo del processo PFAS, il processo FAS che dir si voglia, insomma il processo che è in corso a Vicenza ormai da 3 anni e restando invece in tema di processi ritorniamo a Venezia, sentiamo ancora in diretta le parole di Filippo Turetta. Ho fatto questa cosa, io l'ho fatta sì col pensiero che non venisse trovato il suo corpo, ecco, e quindi ho fatto così. Poi io non so, cioè comunque scusi signor Turetta, sì. Se lei aveva pensato di togliersi la vita, cosa gli interessava del ritrovamento o meno del corpo di Giulia? Perché
perché forse non... forse non ha tanto senso, ecco, ma io pensavo che comunque mi rendevo conto che un po' che doveva essere comunque avere ferite, eccetera, essere in cattive condizioni terribili, quindi all'idea che questo potesse essere visto volevo evitarlo in quel momento, pensavo fosse meglio sapere che non c'era più, però vederlo effettivamente, evitare questo, diciamo, perché ovviamente per evitare di vedere la situazione pensavo che in qualche modo fosse meglio così, perché sapere solo che lei non c'era più senza vedere realmente come, perché ovviamente sono immagini brutte, non so come dire. Vabbè, andiamo avanti. Senta, lei ci diceva che aveva intenzione di rapire Giulia. Ha mai pensato che il piano potesse fallire? Non ci ho mai pensato, non so, pensavo a questa cosa, a questo piano, poi se lo facevo, non so in che senso fallito, però no, non ci avevo pensato. Va bene. Senta, le chiedo ancora un'altra integrazione sul discorso del suo possibile suicidio che lei descrive nel memoriale. Io le chiedo quest'altra cosa: cosa serviva portare i sacchi neri per buttare via gli oggetti se poi lei pensava di suicidarsi insieme a Giulia? Perché occuparsi anche di lasciare... È già fatta questa domanda, no? È stata già fatta? Sì. Chiedo scusa. Senta, lei dice di aver mentito di fronte all'autorità quando ha reso interrogatorio, ha voluto rendere interrogatorio alla presenza del suo difensore. Dà delle lunghe motivazioni, ma le condenso nel fatto che aveva paura di essere abbandonato anche dai suoi genitori, ma non ha pensato che poteva prima o poi, perché lei dice io sapevo di mentire al 100%, sapevo di mentire, non ha pensato che poi sarebbe stato peggio? E i suoi genitori, quando hanno saputo poi la verità di questa menzogna, l'hanno abbandonato? Ma questa è una domanda che non ammetto, perché non rientra nell'oggetto del processo. Era comunque una domanda fatta, ha scritto lui queste cose, signor? Sì, vabbè. Per giustificare le bugie. Vuole aggiungere lui le sue cose, fare le sue dichiarazioni. Per giustificare le bugie dette nell'interrogatorio. Vabbè, bugie comunque ricordiamoci sempre che è un indagato prima, imputato dopo, insomma, quindi ha dichiarato prima che anche un principio di realtà che la giurisprudenza lei la conosce meglio di me perché la scrivete voi, quindi no, per dire, dico, prima ha detto lo hanno imputato che insomma in quelle
all'interrogatorio. Se non l'ammetti io mi fermo. Dichiarazioni che non ma io faccio quello che dice il Presidente. Sto spiegando anche i motivi. Sì, grazie. Sì, no, è un mito, sì. Senta, si era mai lamentata Giulia per il fatto che lei era assillante? Sul fatto, sulle mie insistenze del tornare insieme, sì, cioè, come dire, si era, si era lamentata. Le faccio l'ultima domanda. Leggo quello che lei ha scritto nel memoriale, mi sembra a pagina 18. Questo che ho scritto può sembrare un po' ridicolo, forse anch'io adesso un po' lo vedo così, ma durante quella situazione per me non lo era affatto. Qual era la situazione che non le faceva considerare ridicolo quello che oggi invece ritiene ridicolo? Non mi ricordo cosa si fa riferimento a questa frase. L'ha scritto lei a pagina 18. 18 mi sono riferito già al discorso di quello scritto di suo pugno. L'abbiamo numerate noi poi le pagine, che non c'era né data né numerazione. Vabbè, questa questione si ricorda lei? No, cioè mi ricordo che ho scritto che qualcosa che fosse ridicolo, però non ho capito, nel senso mi riferivo magari a qualcosa di specifico. No. Può indicare più precisamente, così possiamo... Sì, in modo tale che trovato il sentimento. Quella pagina dove c'è il dico. Pagina 18. Insomma, siete in grado di... Sì, lo troviamo, Presidente, siamo sempre in grado noi. No, di questo scritto a pelo. Ecco qua, pagina 18, poi pagina 11, io non lo so. Pagina 11? Sì, vabbè, qua guarda com'è. Va bene. Però lo scritto c'è, lo riconosce, lo facciamo vedere all'imputato se lo riconosce. Sì. Quindi pagina 11 che sembra allora chiariamo un po'. Sì, ma per la domanda all'imputato chiariamo a cosa si fa riferimento un attimo. È giusto per dire questo, scritto lui, io volevo capire. Sì, ma siccome mi fa di capire che non riesce ad agganciare il riferimento... Sì, non ho capito il contesto. Il contesto. Ritiro la domanda, signor Presidente. Grazie. Io ho finito, grazie. Ho iniziato la domanda. Prego, allora, Avvocato Tigani mi parla. Se riesco a non fare disastri. Signor Turetta, buongiorno, io sono l'avvocato Tigani e difendo il signore che è seduto qui al mio fianco, che è il signor Gino Cecchettini, il papà di Giulia. Allora, io ho veramente un paio di domande perché l'esame del pubblico ministero è stato molto preciso e anche quello del collega Gentile, però una cosa voglio capirla. Lei quando deposita questo memoriale ci dice che il fine di questo memoriale è raccontare tutta la verità e le emozioni che lei ha vissuto. E allora però io le chiedo uno sforzo in più perché non ha assolutamente chiarito che cosa esattamente... Chiedo scusa. Se mi dà il tempo di farla, la faccio.
non ha assolutamente chiarito, e la domanda è in questo senso, Lascio un attimo Laura. Grazie. la dinamica dei fatti che si svolgono nel tragitto tra Vigonovo e Fossò. Mi spiego meglio. Innanzitutto, lei si ricorda nel momento in cui Giulia ha lasciato l'auto a Vigonovo, che cosa ha fatto esattamente lei? Esattamente lei, le chiedo. Lei, Turetta, intendo. Sì. Allora sta ripercorrendo Filippo Turetta ancora quella sera. In questo momento l'avvocato Nicodemo Gentile ha terminato le sue domande e ha iniziato l'avvocato Stefano Tigani, che rappresenta Gino Cecchettin, il papà di Giulia, che come avete visto nelle immagini in diretta teneva lo sguardo basso mentre Turetta stava raccontando attimi terribili, però sappiamo che lo ha guardato fisso per lungo tempo durante le parole, durante il racconto di Turetta in queste prime 2 ore, con Turetta che non incrociava mai, cercava mai di non incrociare lo sguardo del padre della ragazza che lui ha ucciso. Allora, adesso ci fermiamo per la pubblicità, però prima di andare in pubblicità, all'1 avremo con noi Andrea Ferrazzi, parleremo di FAS, del processo per il disastro ambientale. Prima di andare con Andrea Ferrazzi nella rubrica del venerdì, restiamo in tema però di ambiente in un certo senso, perché Venezia, lo sappiamo, è simbolo di fragilità anche ambientale. Si sta cercando in modo errato o giusto, poi dipende dalle opinioni, di porre rimedio almeno all'assalto dei turisti, ma è quel ticket, quel contributo d'accesso che non piace a molti. Ieri si è parlato del ritorno del contributo d'accesso con modalità che illustra Filippo Fois nel prossimo servizio, e poi sentiremo anche le opposizioni invece che attaccano. Poi pubblicità e poi andremo con Andrea Ferrazzi. Dal 18 aprile al 27 luglio, per 54 giorni, quasi il doppio rispetto ai 29 dell'anno scorso, torna il contributo d'accesso a Venezia città, sostanzialmente nei fine settimana, dalle 8:30 di mattina alle 4 di pomeriggio. Le modalità saranno più o meno come nel 2024, i prezzi no. Quest'anno la novità sarà che se tu arrivi all'ultimo momento, il contributo d'accesso, che normalmente è di 5 euro, diventa di 10 euro, perché tu gli ultimi 4 giorni di prenotazione, di arrivo, gli ultimi 4 giorni a quel punto là li paghi di più, li paghi il doppio, perché cerchiamo di far sì che la gente si prenoti per venire. Altra novità è l'allargamento del fine settimana anche al venerdì. Il contributo d'accesso ha funzionato, dice Brugnaro, perché la realtà è che i flussi di visitatori a Venezia sono lievemente diminuiti e comunque non c'è stata la percentuale di crescita turistica del resto del Veneto. Ci saranno molti controlli, ci saranno, speriamo, poche sanzioni, perché tutti quanti rispetteranno il regolamento. Chi non lo rispetterà, ovviamente ci saranno anche più sanzioni rispetto all'anno scorso, perché diamo per scontato che sia una misura maggiormente conosciuta. Accanto a Brugnaro e Venturini ci sono gli assessori Zuina e Costalonga ad ascoltare tutta la giunta, e a sorpresa anche diversi esponenti dell'opposizione, perché il sovraffollamento turistico di Venezia passa anche per l'esplosione degli affitti brevi, ormai migliaia, anche interi palazzi, e da tempo le minoranze in Consiglio Comunale chiedevano al Comune di utilizzare la facoltà di regolamentare il fenomeno che il governo gli ha concesso dal luglio del 2022. C'era un emendamento Pellicani che era nato in un certo modo, che un po', come posso dire, fa capire l'orientamento politico della persona, no? C'era l'ex PC di una volta, il comunismo, no? Ma non per offendere nessuno, no? Ma l'idea è quella di dire: io dico al privato quello che deve fare lui, e per cui ti divieto di fare più di 120 giorni. Non è la mia mentalità. Le locazioni turistiche non sono un disastro per le città, ma bisogna migliorarne la qualità. E questo è il punto di partenza della Giunta. Sostanzialmente, la nuova delibera che regola il fenomeno prevede l'adozione di determinate regole, ma solo per chi affitta oltre i 120 giorni, anche non consecutivi, all'anno. È l'obbligo di accoglienza di persona del turista, quindi non più le chiavi dappertutto, appesi in ogni posto stranissimo della città. L'idea di informare bene il turista anche circa la raccolta differenziata, i giorni della carta, i giorni della plastica, l'obbligo di esporre il regolamento delle regole di Venezia, l'Enjoy Respect, e altre piccole cose, tutte volte a innalzare la qualità dell'offerta.
questo salto da 5 a 10 euro, se ancora non si vuole capire, è solo un aumento di cassa che verrà fatto, perché assolutamente niente di quello che è stato sentito fa in modo di scoraggiare invece che ci siano queste grandi masse di turismo in città. Secondo le opposizioni a Cafarsetti, l'aumento del contributo d'accesso a Venezia da 5 a 10 euro per chi non si prenota 4 giorni prima conferma la natura di un provvedimento che non ha altro scopo che di far cassa e non riduce i flussi turistici che continuano a soffocare Venezia. Un fallimento, secondo Andrea Martini, di tutta la città insieme, già certificato dalla Smart Control Room. Nei giorni del ticket del 2023 i turisti erano mediamente 7.000 in più rispetto agli stessi giorni dell'anno precedente. La delibera sugli affitti turistici è invece definita un regolamento farsa che non regola nulla. L'emendamento Pellicani, l'emendamento del Partito Democratico, aveva la finalità da un lato di tutelare i piccoli proprietari, quindi chi lo faceva integrazione del reddito, e dall'altro colpire invece le grandi società che hanno sono proprietari oppure gestiscono decine e centinaia di appartamenti, e sono loro che stanno snaturando questa città, mentre questo regolamento non regolamenta alcunché, anzi le agenzie e le società sono state citate più volte nell'esposizione da parte dell'assessore Venturini e del sindaco, quindi è probabilmente proprio a loro che si rivolgono. Definito dal sindaco Luigi Brugnaro frutto di una visione politica di natura comunista, l'emendamento di Nicola Pellicani era un provvedimento del governo Draghi che conferiva a Venezia, unica città in Italia, la facoltà di limitare le locazioni turistiche, che sono migliaia e occupano a volte intere calli. La verità, ha detto Pellicani, è che senza la legge tenacemente voluta dal PD in Parlamento, la giunta Brugnaro non avrebbe potuto produrre nemmeno il topolino partorito oggi dopo 2 anni. Questa amministrazione sta rimandando il problema, sta continuando ad agevolare la speculazione edilizia. Chi possiede molti appartamenti continuerà tranquillamente a fare quello che sta facendo. Rieccoci in diretta nella giornata di venerdì con Ecovisioni. Dunque, allora torna a trovarci Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, lo avevamo anche detto all'inizio della prima edizione, anche dell'edizione straordinaria, e in questi giorni l'avevamo lanciato la settimana scorsa. Torniamo a parlare di un tema di cui ci siamo già occupati nella scorsa stagione, ma che è bene tornare a raccontare nelle sue sfaccettature, quello dei PFAS o FAS. Cronaca di un disastro ambientale, il più grave disastro ambientale, inquinamento ambientale in Europa, così è stato certificato. Lo facciamo non solo con Andrea Ferrazzi, ma anche con chi sta seguendo, ed è un piacere averla con noi perché raramente si vede in TV, sta seguendo il processo che è in corso a Vicenza, ma anche le propaggini di questo inquinamento devastante in Piemonte, in altre zone. E cioè Laura Fazzini. Buongiorno Fazzini. Buongiorno, grazie dell'invito. Chi è Laura Fazzini? È una giornalista, una videomaker, è una giornalista che collabora con tante testate, con tanti siti, La Via Libera, Lifegate, Osservatorio Diritti, sta seguendo il processo anche per numerose testate. Allora, arrivo subito da lei fra pochissimo perché vorrei concentrarmi proprio sull'aggiornamento anche di quanto sta emergendo da questo processo che è iniziato, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, nell'aprile del 2021, siamo già a 3 anni dall'inizio di questo procedimento molto complesso, però prima facciamo il perimetro molto velocemente del tema e torniamo a parlare di questa situazione che vede il Veneto purtroppo ai primi posti, diciamo, per inquinamento. Le Nazioni Unite hanno definito questo il più grande inquinamento ambientale della storia d'Europa, con impatto devastante, certamente con un impatto per la salute umana, per l'intero ecosistema, per il sistema dell'agricoltura e degli allevamenti. Ed è un problema che non abbiamo solamente in questi anni, in questi decenni, perché i PFAS vengono chiamati sostanze, diciamo, perenni, forever chemicals, quindi hanno una persistenza, come si suol dire, no? Quindi una volta in cui sono stati rilasciati nelle nostre acque di superficie in 40 anni di lavori
Questi sono andati nelle falde acquifere e quindi rimarranno nelle falde acquifere, rimarranno nel nostro sistema, nella nostra biodiversità per innumerevoli decenni, comportando enormi problemi. C'è l'area rossa, dove vivono 350.000 veneti che hanno bevuto l'acqua contaminata da questa sostanza nel corso degli anni, ma poi ci sono altre aree dove sarebbe opportuno fare anche degli approfondimenti, probabilmente. Certamente sono sostanze gravemente nocive alla salute e certamente sono delle sostanze che hanno un impatto ambientale e umano che è assolutamente devastante, per cui dobbiamo trovare una soluzione. Allora, nell'attesa di trovare una soluzione c'è un procedimento, c'è un processo in corso a Vicenza, parliamo della Miteni e di tutti gli effetti poi di questa situazione. Laura Fazzini, a che punto siamo intanto con il procedimento, con il processo? Ricordo 15 ex manager dell'azienda chimica sono accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzate, inquinamento ambientale e reati fallimentari. A che punto siamo con il processo? Allora, siamo nella fase conclusiva, dopo, come ha detto lei, 3 anni di processo penale molto lungo. È una fase in cui vede la presenza in tribunale della parte, diciamo, dei periti, cioè quindi consulenti tecnici che per chi è chiamato a essere responsabile civile ha il compito di spiegare come mai ci siano queste sostanze che, come avete detto voi, sono cancerogene e pericolose. Sono dei periti quindi di parte. Sono dei periti che hanno una conoscenza scientifica che dovrebbe certificare cosa sta succedendo nell'ambiente, ma diciamo che dopo 3 anni di processo in cui si sono sentite un sacco di testimonianze anche di validissimo spessore internazionale, in questo momento sono molto controproducenti, perché ieri c'è stata l'ultima udienza con dei periti di Mitsubishi, che è diciamo la società che ha avuto la gestione in Miteni per più lungo tempo, tra la fine degli anni 80 al 2008, e sono riusciti a dire che la presenza di questi FAS che avete nelle acque potabili e nei vostri terreni è dovuto all'inquinamento del 1967 e poi basta. Quindi diciamo che è un po' complesso anche fare informazione su quanto viene detto in tribunale. È un processo continuo. Sì. È un processo penale, come dicevo, ha avuto delle testimonianze fortissime in questi 3 anni, perché sono riusciti a far venire dagli Stati Uniti Robert Billot, che è un avvocato che negli anni 90 scoprì, grazie a un suo cliente, i FAS nel mondo, perché erano stati rilasciati un po' come in Veneto nelle acque, quindi queste acque contaminate stavano danneggiando un allevatore che abitava vicino a una discarica della DuPont, che è una delle massime produttrici di FAS. E Robert Billot è arrivato in Italia, ha testimoniato, malgrado alcune difficoltà anche di traduzione del Tribunale di Vicenza, e ha testimoniato una fortissima novità, secondo me, cioè che se le produttrici statunitensi, quindi DuPont, come ho detto, e 3M, già nella fine degli anni 90 erano consapevoli internamente di aver prodotto delle sostanze tossiche per gli operai e per l'ambiente, quando sono state appunto consapevoli e hanno dovuto rispondere al governo statunitense di quanto stessero facendo, sono arrivati in Italia, più che altro sono arrivati in Europa, e hanno ottenuto da Miteni di far produrre a Miteni per il commercio europeo quello che loro non avrebbero potuto produrre. Quindi Robert Billot, con una conoscenza scientifica e anche storica enorme, ha detto davanti alla giuria popolare, davanti alle vittime ambientali che questo processo sta cercando di tutelare, che sono tantissime. Miteni era consapevole della pericolosità, perché gli era stato detto, e ha detto nel 2001 che avrebbe incrementato per le sue clienti DuPont e 3M europee la produzione di FOA. È stato molto forte, perché è la storia che succede e non te lo aspetti.
Continuo? Sì, non sono brava, come giornalista mi ha colpito molto quello che stava dicendo, lo raccontavamo anche quando parlavamo appunto l'anno scorso, ma sentirlo dire poi da chi ha vissuto il processo stando all'interno dell'aula, certamente deve essere stato un colpo fortissimo questa dichiarazione, questa rivelazione. Sì, il processo ne ha avute anche altre di rivelazioni, cioè Robert Billot diciamo che è lo scopritore dei FAS e quindi per tutto anche il movimento enorme che fortunatamente in Veneto c'è contro i FAS, che è un movimento che è stato costruito in 10 anni perché è nel 2013 che in Veneto emergono i FAS nelle acque potabili e nei territori, quindi lo conoscono un po' tutti e il movimento addirittura è riuscito a farlo arrivare pagando il biglietto d'aereo di questo esperto, però ci sono state altre testimonianze fortissime, sicuramente il maresciallo Tagliaferri che ha condotto le indagini per 2 anni ha dimostrato con tutta la documentazione acquisita che c'erano un sacco di report tecnici per sia Mitsubishi che poi per ICIG, che è stata l'ultima società che ha gestito Miteni, c'erano dei report ambientali pagati da queste 2 società che già dicevano che sotto la falda, che è una ricarica di falde, per questo che vi entra nelle case da decenni, perché in quel punto lì appunto c'è l'acqua che poi si propaga per tutte le 3 province contaminate, quest'acqua era già contaminata. Miteni ha pagato un sacco di soldi per sapere che stava riversando contaminanti e questi report fino all'ultimo sono stati nascosti o edulcorati. C'è la testimonianza di una delle ultime società di consulenza, quindi esterni, chiamata però da Mitsubishi nel 2008, al momento della compravendita alla società seguente ICIG, in cui il tecnico scrive in un report che poi non è mai stato pubblicato: sotto ci sono i FAS, ce ne sono tantissimi, dovete autodenunciarvi e bloccare la contaminazione. Non siete in grado di trattenere questi FAS. Questo è il 2008, 5 anni prima della scoperta dei FAS da parte del... Che emergessero. Esatto. Quindi cronaca di un crimine annunciato, o meglio, consapevole. Questo adesso naturalmente lo deve dimostrare il processo in corso. Le testimonianze che adesso Fazzini ha raccontato sono testimonianze anche sconvolgenti per molti versi. Le tengo in considerazione perché ci ha raccontato, attraverso la testimonianza di Billot, che mentre gli Stati Uniti vietavano la produzione di PFAS, tanto che pensi che l'attuale presidente in carica del federale degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva inserito nell'intervento di proclamazione della sua presidenza la lotta ai PFAS e mise a capo dell'agenzia statunitense della lotta ai PFAS, dell'agenzia ambientale statunitense, uno che aveva lavorato alacremente contro i PFAS. E nel momento in cui appunto racconta Billot, lì bloccano la produzione, si fa avanti la nostra azienda e aumenta la produzione. Guardi un po' quello che sta avvenendo adesso tra l'Italia e l'India, perché gli impianti non è che sono stati smantellati e gettati, ma gli impianti di produzione sono stati presi, lavati e spediti a un'azienda indiana che si chiama Viva Life, cioè Viva la Vita. Cioè gli Stati Uniti, noi abbiamo accolto ciò che gli Stati Uniti non facevano più e adesso li abbiamo trasferiti in India, come se tra l'altro l'inquinamento non fosse di tutti, come se non facessimo parte di un ecosistema complessivo. Dopodiché è evidente che la parte giudiziaria di eventuale crimine di natura penale o altra lo verificherà senz'altro il Tribunale, ma non c'è dubbio alcuno che dal punto di vista sostanziale siamo dinanzi a una questione molto ma molto grave. Fazzini, dal processo si riesce a capire, lei diceva report edulcorati oppure nascosti, c'era la possibilità o meno di un controllo di quello che stava accadendo a livello esterno? Quindi le istituzioni territoriali, dice? Sì.
Allora, sì, le istituzioni in questo momento, che siano ARPA, Regione, Province, Comuni, sono parte civile al processo perché hanno chiesto di far parte del risarcimento, perché effettivamente dal 2013, quando c'è stata l'evidenza di un'emergenza, nel 2013 si usava il termine emergenza FAS, che è molto impattante anche per i cittadini, le istituzioni hanno dovuto spendere un sacco di soldi per cercare delle sostanze che 10 anni fa non si riuscivano neanche a cercare, quindi non c'erano gli strumenti. Le istituzioni però negli anni 90, come è emerso da documenti del processo, avevano ricevuto la richiesta da parte di Miteni di poter scaricare dei tensioattivi, che è il termine diciamo veramente più generico possibile per i FAS, nella fognatura sottostante l'industria. Quindi questo è un punto su cui si dibatte molto al processo dalla parte dei responsabili. Noi abbiamo chiesto l'autorizzazione a scaricare a AWS, che era il gestore diciamo di quel tipo di depuratore, ce l'ha concessa l'autorizzazione e c'era scritto tensioattivi. Chiaramente è un gioco che si sta svolgendo in tribunale, io non posso commentare, però diciamo sicuramente le istituzioni hanno potuto monitorare meno di quanto si sarebbe potuto fare. Attualmente, solo per dirvi, i monitoraggi vengono fatti costantemente, mensilmente da ARPA. C'è stata la presenza di ARPA Veneto in commissione parlamentare d'inchiesta ecomafie sulla gestione dei rifiuti a Roma, che è una commissione che da oltre 10 anni si occupa di FAS. E l'attuale dirigente di ARPA dice che sotto la Miteni continua la contaminazione da FAS nella falda, quindi è un reato che non si è fermato quando ci si è resi conto, ma sta continuando, e questo è essenziale per far capire che parlare di bonifica è impossibile, perché si sta continuando a perdere, l'ambiente, quindi non si sta bonificando, non c'è una messa in sicurezza del sito, malgrado lo stiano chiedendo tutti da 10 anni, e che il reato che è attualmente a processo penale deve essere dimostrato, è continuato, sta continuando, non può cadere in prescrizione, perché alcuni reati cadono in prescrizione, quindi questo bisogna dirlo, ci tengo moltissimo, mi è stato detto anche ieri, dillo se puoi, è un reato che sta continuando e bisogna far sì che non cada in prescrizione, perché il processo è molto lungo. Adesso parlano della prima sentenza in primavera, però come avete detto più volte anche voi, il processo è lunghissimo, cioè saltano delle udienze perché manca un giudice o perché non sono in grado di depositare i documenti, quindi un processo anche per le vittime ambientali che sono sempre lì, perché le mamme sono lì, perché i medici sono lì, che è uno stillicidio. Io abito molto lontana da Vicenza e spesso le udienze saltano in quel momento lì e tu non puoi raccontare niente, quindi il reato continua, le istituzioni monitorano ma non sono in grado di fermarlo. Chiaramente se il reato continua, i terreni continuano a essere contaminati, che è un altro problema di cui immagino abbiate parlato, cioè in questo momento non c'è consapevolezza di quanti alimenti siano contaminati. Nel 2019 Regione Veneto fa partire il secondo monitoraggio sugli alimenti delle zone rosse, come dicevate, 350.000 persone, e arancioni. Ad oggi sono passati 5 anni, non abbiamo un dato su quegli alimenti. Non si sa come stia la filiera alimentare veneta, perché sono 3 province, quindi diciamo che è molto vasta. C'è un'ordinanza di divieto di pesca esclusivamente nella zona rossa, come se poi l'acqua si fermasse, non nella zona arancione, ed è un divieto di pesca molto relativo, appunto, e però la gente chiede anche a me, ma anche ieri, come faccio a tutelarmi, non lo so. Certo. Facciamo rivedere, chiedo alla regia, anche la tabella con le varie aree. Sarebbe intanto quello che dice Laura Fazzini, insomma è inquietante, ma concretamente reale. Sarebbe una beffa se poi si arrivasse troppo tardi, come dice Fazzini, insomma, a una prescrizione. C'è un problema, diciamo, di diritto, della durata del processo e della sentenza che deve arrivare in tempi ragionevoli. Ma mentre il processo va avanti, il problema ambientale e sanitario c'è. Sono terreni che sono impregnati di queste sostanze,
che quando piove c'è un dilavamento che accelera ancora appunto la diffusione delle stesse. Io da vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta nella scorsa legislatura ho interrogato i proprietari e abbiamo fatto proprio un'inchiesta su questa cosa, e tutte queste cose che stiamo dicendo sono certificate e sono state portate agli atti della Commissione, quindi del lavoro conclusivo della Commissione, quindi sono anche scaricabili dal sito della Commissione stessa. Il problema di PFAS, tra l'altro, è che sono delle sostanze veramente particolari, perché non solo sono persistenti, cioè hanno un decadimento, diciamo, plurisecolare, come si suol dire, ma sono anche idrosolubili e bioaccumulabili. Idrosolubili vuol dire che si sciolgono con l'acqua e quindi entrano nel ciclo della vita. Quindi tu li assorbi non solamente quando bevi l'acqua, ma anche quando mangi gli ortaggi innaffiati con l'acqua di cui stiamo parlando, oppure le galline, oppure le uova delle galline che hanno pilucato e via dicendo. E poi sono bioaccumulabili, cioè si sommano nel tuo corpo, si aggiungono, rimangono quelle che tu hai già accumulato e poi ne aggiungi altre e ti rimangono per anni, per decenni, comportando innumerevoli tipologie di patologie. Allora bisogna intervenire immediatamente, perché le barriere idrauliche, come emerso dagli atti parlamentari, sono del tutto inadeguati a bloccare il deflusso. Non si sa bene il terreno come sia pieno, in quali quantità, non ci sono le barriere parancolati per bloccare fisicamente questa dispersione e quindi bisogna agire con grandissima velocità. Pazzini, cosa ne ha parlato un po' prima, cosa le ha colpito di più delle testimonianze delle vittime di questo disastro ambientale? E noi abbiamo visto tante volte le mamme no FAS fuori dal tribunale, cosa le dicevano, cosa le raccontavano, che parole hanno usato? Allora, le mamme ci sono sempre, c'è da dire che c'è sempre proprio tutto il movimento, quindi anche Medicina Democratica, CISLA, il movimento è sempre molto vasto e anche dal tribunale si vedono le quello che dicono le mamme è che si sono sentite tradite perché non sono state avvisate, non gli hanno detto niente. Diciamo che il movimento delle mamme e di conseguenza poi anche più mediatico nasce nel 2017, quindi 4 anni dopo il primo avviso del CNR Ministero dell'Ambiente. Quindi in questi 4 anni, i primi 4 anni, si sarebbe dovuto sicuramente da parte delle istituzioni comunicare di più. La fortuna enorme che abbiamo tutti è che il territorio ha sempre prodotto informazione, malgrado azienda, enti non volessero dare i dati, perché il giornalismo c'è sempre stato, voi ci siete sempre stati, quindi però quello che le mamme mi dicono sempre, non ci hanno spiegato, non ci hanno avvisato bene, ci siamo sentite, non ci hanno fatto scegliere. Non ci hanno fatto scegliere come stare, perché l'acqua all'inizio, come è sempre stato detto, gli si diceva bevete pure l'acqua di rubinetto, sta venendo filtrata. In realtà i primi 4 anni il filtraggio dei carboni attivi era troppo poco e quindi continuavate a bere acqua contaminata. Fino dal 2017 si è evidenziato che non era sufficiente il modello di filtraggio. Quindi 4 anni sono tanti, poi chiaramente le mamme hanno anche un impatto proprio emotivo, perché i FAS una volta entrati nel corpo attraversano, entrano nel feto, i FAS passano attraverso il latte materno, quindi ieri ho assistito a un convegno in cui c'era anche una mamma che continua a dire io non mi capacito di aver avvelenato, perché sono cancerogeni e quindi un veleno, i miei bambini allattandoli. Una testimonianza fortissima che proprio mi ha commossa e che mi commuove anche adesso è di questa mamma che ha voluto testimoniare, quindi ci ha messo la faccia, che è comunque un impatto evidente, dicendo io l'ho chiesto quando ho fatto gli esami del sangue nel 2017, quando è andata a farsi prelevare il sangue per il test, lo screening dei FAS, ho detto sto allattando, posso continuare ad allattare? E l'infermiere gli disse secondo me no, perché ci sono delle evidenze che attraverso il latte possano passare i FAS. Allora questa mamma alcuni giorni dopo, questo l'ha testimoniato al processo,
va a un evento in cui ci sono gli enti sanitari regionali e chiede, si alza col bambino in braccio e dice: mi è stato detto di fermare l'allattamento perché è possibile un trasferimento dei FAS attraverso il latte materno. E in quella serata del 2017 la persona che rappresentava in quel momento la parte sanitaria della regione dice: quell'infermiere non è aggiornato, non è vero, il latte materno è sicuro. E questa testimonianza in tribunale ha fermato tutti, perché non è possibile che un ente sanitario si arroghi il diritto che il latte materno faccia passare i FAS, si sa dal 2011 dalla letteratura scientifica francese. Ho parlato io con il ricercatore francese, quindi si sapeva, chiaro che era poco, chiaro che il latte materno, cioè, si sa che è il miglior alimento, però in questo momento, quando in quegli anni si parlava ancora di emergenza FAS, perché adesso non si può parlare di emergenza, adesso sono passati 11 anni, diciamo che quelle mamme lì poi queste cose giustamente non se le dimenticano, ma tanto quanto gli operai. Gli ex operai miteni hanno dovuto combattere perché ricadessero dentro lo screening sanitario regionale, perché una volta fatta fallire l'azienda, quegli operai che dal 2000 venivano mensilmente monitorati con i FAS nel sangue da Miteni, perché lo sapeva che c'era la possibilità, sono scomparsi perché non risiedevano all'interno della zona rossa. Gli operai, grazie ai sindacati, ci hanno messo un anno a rientrare nello screening, come se non esistessero più. E gli operai miteni sono i più esposti ai FAS nel mondo, più di DuPont, 3M. La loro testimonianza al processo è stata fondamentale. Loro non erano stati avvisati, cioè non gli veniva detto fai attenzione, gli veniva semplicemente detto utilizza un po' meglio le mascherine, se ne hai troppi ti spostiamo, entri in cassa integrazione, cioè c'erano dei mezzi poco chiari che non hanno mai tutelato gli operai, e questo processo è venuto fuori. Davvero incredibile anche quanto ha detto di quella mamma, mi colpisce molto. PFAS la situazione dei PFAS, il disastro dei PFAS è talmente grande che non si può non continuare a raccontarlo. È uno dei capitoli del prossimo libro suo. Sì, in marzo uscirà il mio nuovo libro sui temi della sostenibilità dell'ambiente, dell'economia e della società, e ho voluto dedicare un intero capitolo alla questione di PFAS perché è conosciuto, ma non così tanto. Se lei parla al di là del Veneto, dove forse appunto il processo e la sede della Miteni hanno mosso un po' più le acque, in giro per l'Italia questo non c'è. Anche persone che sono del settore non conoscono, sicuramente non si conosce a sufficienza l'emergenza sanitaria e ambientale dovuta ai PFAS, che sono poi diffusi ormai in tutto il mondo, perché li abbiamo trovati al Polo Nord, al Polo Sud, nei ghiacciai, cioè sono ovunque e hanno un impatto notevolissimo. Studiavo l'altro giorno come alcune aziende li hanno eliminati già dalla loro produzione, anche in Europa, cioè anche in assenza, diciamo, di legislazioni capestro che eliminano la possibilità di, e alcune aziende lo stanno facendo. Per esempio la Coop danese è FAS free, se lei va a comprare i prodotti c'è proprio scritto free for FAS, cioè nei loro prodotti non ci sono i PFAS, ma lo stesso ci sono anche aziende italiane, per esempio nella catena della distribuzione degli alimenti, nelle vaschette, che non li utilizzano, perché vede poi le aziende nel momento in cui le persone vengono informate e quindi le leggi si adeguano, e devono adeguarsi anche loro, e quindi la ricerca tecnologica poi naturalmente porta al superamento degli stessi. Però questo bisogna fare, quindi quello che stiamo cercando di fare anche con questa trasmissione è esattamente questo, cioè diffondere la consapevolezza sulle cause per trovare i rimedi, non per agitare le paure, ma una consapevolezza per trovare i rimedi, che è poi il senso di questa trasmissione. Assolutamente, è sempre stato un po' l'obiettivo, bisogna informare per capire poi come risolvere i problemi. Fazzini, siamo quasi al termine. Mi ha anticipato un po', quindi diciamo i tempi del processo dovrebbero portare, si spera, ed è la speranza di tutti, a una prima sentenza a primavera, è così?
Sì, dicono. Onestamente ci sono talmente tanti ritardi che non riesco a dare speriamo che arrivi a primavera. Lei continuerà insomma a seguire questo processo. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi, per averci portato questa testimonianza anche carica di umanità, perché siamo i cronisti, lei è una cronista ma è anche una persona e quindi ovviamente quando raccoglie certe parole le raccoglie anche non solo con la testa ma anche con il cuore. Grazie davvero. Posso aggiungere una cosa? Anche la presenza di Fazzini. Dopodiché la politica e le istituzioni italiane non possono stare ferme. Beh, certo. Io ero il relatore della legge nazionale appunto per l'abbattimento dei PFAS, cosa che non è passata, ma l'attuale Parlamento deve assumersi la responsabilità di trovare una soluzione legislativa. Perché non bastano le singole leggi regionali, che peraltro quella veneta certamente è stata importante, ma è parziale perché per esempio parla solamente di una tipologia, no, dell'impatto ambientale. E bisogna lavorare a livello nazionale e lavorare a livello europeo, in modo tale che anche la legislazione europea obblighi la ricerca tecnologica delle aziende a superare i PFAS. Non bastano le sentenze se quando arriveranno. Grazie davvero Laura Fazzini e buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro davvero. Magari ci A risentiamo nei prossimi mesi per capire come sta procedendo il processo. Grazie, buon lavoro, grazie davvero. Ferrazzi, allora la prossima settimana, avvertimento, il prossimo venerdì è 1° novembre, è festivo, ci sarà il telegiornale di Antena 3, come sapete, nella giornata festiva, ma è un telegiornale di Treviso, non c'è diciamo, lo spazio del venerdì. Quindi noi ci rivediamo con Andrea Ferrazzi l'8 di novembre per parlare di competitività delle imprese e transizione, cosa fondamentale proprio per guardare al futuro. Con chi? Verrà Alberto Babà, che è uno dei maggiori imprenditori del Veneto, è stato anche presidente a livello nazionale di Confindustria Piccole e Medie Aziende, quindi è una persona assolutamente competente, che investe in svariati settori, molti anche innovativi, e quindi ci aiuterà a ragionare su come il modello Veneto oggi sta affrontando il momento di transizione e soprattutto cosa dobbiamo fare tutti insieme per creare ricchezza, qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, posti di lavoro, cioè per creare benessere alla nostra Perché vita. la transizione non è una brutta parola, non deve essere uno spauracchio, è complicato, abbiamo sempre detto, non è una passeggiata, ma si può affrontare e può portare anche grande benessere. Anche perché se no la subisci e ti impoverisci, quindi è molto meglio guidarla. Benessere per la salute e per anche le nostre tasche, perché non fa male. Allora, appuntamento all'8 novembre venerdì 8 novembre con Andrea Ferrazzi. Adesso invece vi lascio al documentario, ovviamente al Meteo, al documentario Borgo Italia, e poi ci sarà un grande classico di Vittorio De Sica, Matrimonio all'italiana, Sofia Loren, Marcello Mastroianni. Grandissimo cinema, arrivederci.